my baby now. I don't wanna grow up. Nothing ever seems to turn out right, and I don't wanna grow up. Buongiorno, benvenuti al quarto appuntamento con The Best Sandwich, il primo contest per il miglior panino del nord-est. Ci troviamo come sempre nella sede del Pala Gourmet a Pordenone, il centro esperienziale del gusto. Vi ricordiamo sempre il format: 32 partecipanti professionisti del settore, 8 gruppi da 4 concorrenti che oggi andremo a conoscere. I concorrenti in ogni turno presentano 2 panini: il panino tipico, che è il primo con ingredienti base indicato dalla giuria, è un panino creativo con il solo limite del food cost inferiore ai €3,50. Vi presentiamo come ogni puntata la giuria, composta da Sergio Lucchetta, Pietro Aloisio, Mariella Trimboli e Carlo Nappo. Prima di entrare nel vivo della trasmissione andiamo a vedere chi ha vinto il contest nel contest. La scorsa puntata è stata vinta da Marco Toffolon del Via Vai Caffè di San Vito al Tagliamento. Ritorna lui vincitore e quindi chiamo Giovanni Innocenti di Friuloves Banca, che così lo premierà nel corso di questa puntata, all'inizio di questa puntata, perché oltre al successo ottenuto in puntata, nella puntata scorsa, anche nella vostra pagina Facebook. Esatto, allora ha già detto buonasera a tutti, il vincitore è Marco Toffolon, Via Vai Caffè, una piazza dove Friuloves è presente, dove esserci il mio collega di San Vito, ma hanno mandato me di Pordenone. Sottolineo solo gli oltre 227 mi piace che ha ricevuto e i complimenti da parte di Friuloves Banca. Allora lo chiamiamo qui, che ritorna quindi dopo la scorsa puntata da vincitore, ormai vince tutto lui. Facciamo l'applauso. Formalmente consegno il premio con i miei complimenti. Grazie a voi. Ricordiamo allora di votare nella vostra pagina Facebook. Nel Friuloves Magazine, la pagina Facebook di Friuloves Banca, invito tutti, voto anch'io, quindi voto anch'io il panino che mi piace, non mi ricordo se ho votato lui, ma comunque voterò per le prossime volte, quindi invito tutti ancora a votare per questo bellissimo contest del panino più buono in italiano. Grazie a Giovanni Innocenti di Friuloves Banca e grazie a Marco Toffolon, che ci ritroveremo ai quarti di finale. Grazie, complimenti. Andiamo a conoscere il primo concorrente, lui è Alessandro Scian del locale Gustamente di Cordenons. Vieni Alessandro. Buongiorno a tutti. Allora, come attività io svolgo dell'attività come ambito gelato e ultimamente, dopo 2 anni fa, abbiamo aperto una snaccheria dove facciamo dei panini, diciamo gourmet, delle pizze gourmet e qualche hamburger e una lista di formaggi. La rosa di Gorizia, che l'ho condita con le listarelle di prosciutto di San Daniele, che sono andato a usare, però ho voluto condirla per dargli un po' di sapore. Da bere, cosa ci metteresti? Da bere qua una birra blanche, perché comunque c'è la leggerezza del prosciutto cotto col formaggio spalmabile. C'è anche della cipolla rossa, no? Sì. Dove l'hai messa? L'ho dimenticata dentro. Ah, ok. Secondo me è un panino buono, è curato anche com'è. Avrei solo da dire non avrei usato la crema spalmabile, avrei usato magari qualcosa, una ricotta di palse o qualcosa di... Sì, non ho usato, diciamo, l'asino proprio appunto non conoscendo poi la stagionatura, perché l'asino se magari qualche giorno in più tu arrivi qua e non sai se magari è avanti, non è avanti, e diventa comunque difficile gestire.
Pronti per conoscere il secondo concorrente che ci presenta il panino tipico, Francesco Gallo dell'Enoteca del Campanile di Pordenone. Vieni Francesco. Sono Gallo Francesco, ho l'Enoteca del Campanile a Pordenone e facciamo cucina romana, specialità cucina romana. E siamo 4 anni che siamo lì, siamo contenti. Ho voluto provare questa cosa nuova perché noi facciamo cucina romana, primi, secondi, e il panino è una cosa nuova che volevo provare. Di questi ingredienti, no? Come se fossero quasi delle note musicali. Che tipo di sinfonia pensi di darci? Cioè questo panino, poi cosa ci deve far esplodere in bocca? Volevo prendere proprio le cose proprio tipiche e creare questo panino a sentire, diciamo, la cosa casareccia, non elaborarlo tantissimo. Sul figo moro ci hai creato un'aspettativa che però non si è poi concretizzata, no? Nel senso che si perde un po', non si sente, non si apprezza quello che poteva essere il valore aggiunto, no? Prevale il formaggio di Frant e che l'avrei leggermente scaldato. La marmellata c'è solo qui e all'inizio. Se tu avresti preso la marmellata e l'avessi spalmata su tutto il pane e la stessa cosa avresti fatto con il crème, era un panino che spaccava. Perfetto. Invece io quando l'ho tagliato a metà e ho morso ho sentito il crème fortissimo, poi il formaggio e andavano a coprire quello che era, ma perché erano disposti male gli ingredienti. Presentiamo il terzo concorrente, Gabriele Perez del Montenegro di Maniago. Io sono Gabriele Perez, sono nativo di Udine, adesso da circa 7 anni sono a Maniago. Noi abbiamo un'attività alberghiera dove si sviluppa in una parte di ristorante e in una parte di pasticceria. I panini si fanno per pranzo, il pranzo è un momento che ingolosisce tutti chiaramente, quindi si vuole sempre proporre qualcosa di veloce, di buono, di particolare, anche per non cadere sempre nel classico magari panino o classico salume. Le patate come le fate? Le patate vengono bollite in maniera semplicissima, dopodiché vengono scolate e vengono mescolate con del rosmarino, un po' di timo, sale e pepe e basta. Da bere cosa ci proponi in abbinamento? Quindi andrei a proporre un bel merlot friulano. Non sceglierei dei vini passati in legno, se anche penso che ci possa star bene un vino appena invecchiato, quindi non giovanissimo. Il radicchio lo trovo veramente un grandissimo ingrediente. Dall'altro lato, come in questo caso, per me il radicchio deve essere fresco, deve essere appena colto, allora andiamo ad ottenere un buonissimo prodotto. Ecco qua, prego. Ed ecco qua, prego. Il panino è molto buono, secondo me un po' troppa patata. Secondo me era bello l'abbinamento anche vegetariano, che penso che sia il primo panino tipico vegetariano, e quindi questo sicuramente è un punto in più, perché si possono fare panini buoni anche usando patata e formaggio.
concorrente è una donna, Valentina Truppini, del locale 0434 Caffè di Pordenone. Sono Valentina Truppini, lavoro allo 0434 da una decina d'anni presso i fratelli Mirko e Fabio, panini tramezzini, sì. Me ne occupo io quotidianamente, lavoro lì da 10 anni, prima ero al bancone, quindi mi occupavo del servizio di caffè, cappuccini, brioche, e dopo un anno fa mi hanno dato la possibilità di entrare in cucina ed esprimere la mia passione. Pensa di essere nel tuo locale a fare il panino, sai, perché ti vedo abbastanza tremare. No, quella è una mia caratteristica. Sicuramente nel locale non tremi. E se lo andrai a proporre questo panino tipico nel tuo locale, lo chiameremo il panino shakerato a questo punto. Esattamente, potrebbe essere un'idea. Tu metti il prosciutto crudo di San Daniele per un'aderenza al territorio oppure per una scelta rispetto ad un Parma piuttosto che un Toscano? Lo uso quotidianamente. Usiamo il prosciutto di San Daniele, quindi mi è venuto spontaneo e naturale utilizzare quello. La rucola è un po' troppo aggressiva, l'aromaticità della rucola tende un po' a mettere in secondo piano gli altri sapori. Ok, perfetto. No, secondo me invece la rucola è giusta, pensavo invece che era, invece secondo me non è più cremosità, è molto secco come panino secondo me. Ok. Vince la quarta puntata del Best Sandwich. Andiamo a scoprire la classifica dei panini tipici. Al quarto posto, per il panino tipico, Gabriel Perez, Albergo Montenegro, 123 punti. Al terzo posto, Francesco Gallo, al Campanile, 124 punti. Al secondo posto Valentina Truppini con 135 punti e al primo posto Alessandro Shan con 144 punti. Siamo pronti per i panini creativi. Il primo concorrente Alessandro Shan, gustamente di Cordenons. È un pane al latte classico, un panino d'hamburger classico al latte, solo che ci ho inserito dentro delle patate affumicate di Ovoledo e delle fave di cacao spaccate. Quindi mi viene da pensare che l'hai fatto tu? Quindi sono riuscito a farlo io. Ci abbino della mozzarella della latteria di Aviano, una mozzarella a fior di latte, perciò ricordiamo un attimo un panino alla pizza, queste cose qua, una scarola che viene prima sbollentata per mantenere il colore e poi l'ho spadellata con delle fave di cacao ancora, giusto per dargli sapore, e un piccolo fondo di capperi e acciughe. Sono acciughe o sono alici? Alici cantabrico. Alici. Perché la scelta della insalata russa Morgan e non insalata russa di Alessandro Shan?
Perché abbiamo fatto la scuola assieme, lavoriamo assieme, stiamo collaborando assieme su alcuni progetti. Allora a me piace anche nella gelateria, nella pizzeria, dare sempre un'identità a tutti i prodotti che uso. L'insalata russa è solo una guarnizione? È solo una guarnizione di contorno, perché ovviamente a me non piace mettere maionese o queste cose qua, però c'è uno, visto che comunque i panini gourmet, diciamo che al 90% l'idea è quella proprio di mangiarlo con forchetta e coltello. Secondo me il panino è molto buono, non ho critiche. Bene. Grazie. Anche secondo me è molto buono. Il baccalà, il pomodoro è buonissimo. Secondo me, come dicevo, l'insalata russa secondo me non ci sta, a prescindere che secondo me Alessandro Scian l'aveva fatta più buona. Secondo panino creativo proposto da Francesco Gallo dall'Enoteca del Campanile di Pordenone. Quindi questo è un panino tipico romano? Questo è tipico romano, sì. Abbiamo fatto la porchetta da riccia, la cicoria, il guanciale di norcia e il pecorino. Sì, no, dico di creativo. Nel senso, il panino hai voluto stare un po' più... Ho voluto portare Roma Pordenone. Roma Pordenone, sì. Ok. Mi piacerebbe molto, no? Che chi prepara il panini poi fosse anche in grado di raccontarci, perché quando noi andiamo a mangiare un panino dentro c'è, che ci piaccia o meno, anche se forse è un termine abusato, però c'è un'emozione. Ecco, questa emozione bisogna cercare di farla venire fuori, no? E la potete far venire fuori quando ci spiegate che cosa ci state facendo mangiare, perché e con cosa ce lo state dando. Io credo che la creatività, o almeno quello che vedo io come creatività su un panino, deve essere un panino creativo. Lo ritengo creativo per la tecnica di esecuzione, per delle cose innovative di usare gli ingredienti. Mi aspetto l'innovazione, mi aspetto un panino che dico, cioè, questo è un genio, no? È un buon panino con la porchetta, un buon panino con la porchetta, con la cicoria, però quello che diceva Carlo, no? Manca quell'aspetto di innovazione. Bene, qual è il nuovo? Cos'è? Dove c'è il guanciale pauroso. Perfetto. Cioè è veramente buono. Quello che hai avuto sfumato all'interno con il vino bianco sfumato. La parte sopra, secondo me, dovresti equilibrarlo e farlo sia sopra che sotto, cioè dargli quel gusto. Perfetto. Anche sotto, no? Benissimo. Il terzo panino creativo è di Gabriele Perez del locale Montenegro di Maniago. Vieni Gabriele. Andremo a fare un panino con dei piccoli delle cozze avvolte con delle cozze avvolte con delle melanzane che mettiamo in forno un attimino e andremo a servirlo. Ci sarà questo pane ad alta idratazione, quindi su 1 chilo di farina aggiungiamo 1 chilo di acqua e andrà messa una crema di cozze sotto, dei fagiolini, poi verranno adagiati questi involtini e andremo ad aggiungere del guanciale sciolto con della ricotta affumicata. Che tipologia di cozza ci stai proponendo? Questa è una cozza spagnola. Io non so, io è una scelta che non avrei fatto. È come il tonno, no? In Giappone ce lo pagano tantissimo, ci sono tanti che vanno a comprare il tonno in Giappone, cioè è una cosa che non so. Questo è un fagiolino che è stato spadellato con un po' di aglio e basta.
Definisci il tuo panino creativo in base a cosa? Ma in base... mi piace molto il pesce e questo sicuramente è stata una scelta. L'altro giorno ho comprato dei funghi, no? Dei galletti. E abbiamo fatto un risotto di funghi galletti senza aggiungere il sale. Il panino, quindi ha un'idratazione veramente molto, molto buona, molto soffice. Il pane è veramente, il pane di per sé Mi da fa solo piacere. è veramente molto buono. Il quarto panino creativo è presentato dalla donna di questa puntata, Valentina Truppini, del locale 0434 Caffè di Pordenone. Vieni Valentina. Intanto subito, perché grazietta? Cos'è grazietta? Perché è un panino che va mangiato con grazia e delicatezza. Lievito di birra classico. E giusto? lievito madre disidratato. La scelta dell'iceberg rispetto ad altre, Perché è un po' più croccante. quindi soltanto per la Solo per una croccantezza. questione di croccantezza, sì. Quindi questo panino che c'ha anche l'uovo, da bere cosa ci dai? Questa volta vi darei, sempre rimanendo in tema birre, una pale ale, una birra dorata stile anglosassone, che aiuta la complessità dell'uovo, che non è semplice come abbinamento. Il costo di questo panino? 3,50 €. Precisi. Per quanto mi riguarda, mi ha disturbato al naso e anche al gusto il rosmarino. Invece a me al contrario, il rosmarino mi ha esaltato delle note aromatiche che ha l'uovo, che a volte possono risultare sgradevoli, possono risultare pesanti, Sì. mentre invece il rosmarino nel pane quasi tendeva a nascondere quella che è la parte dell'uovo meno piacevole, al naso soprattutto, e quindi non mi è dispiaciuto. Mi fa piacere. Sicuramente è molto soggettivo, quindi il fatto dell'uovo, concordo che secondo me c'è se lo mangi da solo. Quando lo mangi con l'uovo un po' ti va a coprire la pesantezza sicuramente dell'uovo. Lo trovo centralmente, mordendolo centralmente, tanto salato. Ok. Allora, siete tesi perché abbiamo il risultato finale? Siete tesi o no? Abbastanza. Questa è la busta. Partiremo dal quarto classificato e cercheremo di capire la somma anche dei due panini creativi. Allora, partiamo dal quarto classificato, 128 punti il panino creativo, per un totale di 251. A Gabriele Perez dell'Albergo Montenegro di Maniago, quarto posto per te. Terzo posto, punti 147 per il panino creativo, che si sommano ai 124 del tipico, un totale di 271. Francesco Gallo dell'Enoteca al Campanile di Pordenone. Sfida tra un uomo e una donna. L'unica donna in gara potrebbe vincere o no? Il primo posto, per un totale di 295 punti, 151 il panino creativo più 144 del panino tipico,
vince la quarta puntata di The Best Sandwich Alessandro Scian del Gustamente di Cordenons. Secondo posto per la donna Valentina Truppini, 273 punti, quindi 135 del panino tipico e 138 del panino creativo. Però non dovete scoraggiarvi perché c'è il contest nella pagina Facebook di Friuloves Banca, quindi fatevi votare sulla pagina Facebook, ok? Il vostro panino creativo. Quindi tu continui, ti rivedremo e naturalmente ci rivedremo nelle prossime puntate ogni sabato. The Best Sandwich alle 13.45, replica alle 22.45. Grazie alla giuria. Grazie. E alla prossima. Nothing ever seems to turn out right.